La professoressa Roberta Capitello è professoressa associata al settore disciplinare di economia ed estimo rurale presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università di Verona. A cosa serve studiare la partecipazione di Verona nel mondo anche solo per il turismo? Dall'indagine mi pare che risulti una visione omogenea di Verona oppure no? Vediamo. Bene, allora partiamo appunto dal percepito di Verona, nella consapevolezza proprio che conoscendo il percepito che gli altri hanno verso Verona possiamo contribuire a costruire l'identità di Verona e quindi appunto attraverso questo titolo ho voluto rimarcare proprio l'attenzione sul fatto che monitorando la domanda e continuando appunto a seguirla possiamo fare così come l'Accademia più recentemente ha suggerito, possiamo fare un place branding dinamico e quindi con maggiore probabilità di essere efficace. Appunto questa presentazione, questa ricerca, come avete visto, nasce dal Joint Project. Ne abbiamo già parlato, solo per rimarcare appunto l'attenzione sulla partecipazione in questo caso del Dipartimento di Economia Aziendale appunto e di Assimp e sugli obiettivi del Joint Project che precisamente insomma, hanno caratterizzato l'attività di ricerca. Quello di studiare la percezione di Verona nel mondo, ma anche all'interno della propria comunità, con l'obiettivo e l'auspicio di cominciare a costruire anche un osservatorio di indagine proprio per monitorare e continuamente seguire le percezioni verso Verona e quindi poi avviare e stimolare la comunità verso un progetto di place branding e di place marketing. Ringrazio appunto questa occasione, è l'occasione per presentare i risultati, ma ringrazio gli organizzatori di questo evento perché è l'occasione anche per l'università di far vedere le proprie competenze a tal riguardo. Io lavoro appunto con un gruppo di ricerca, il professor Begalli, la dottoressa Lara Agnoli e siamo anche in collaborazione con università straniere, con Belfast e con la scuola di business di Digione proprio per affrontare meglio, il miglior modo questi aspetti. Ovviamente qui presenterò una parte dei risultati perché attraverso i questionari abbiamo analizzato una grande mole di informazioni. Io punterò l'attenzione su tutte quelle informazioni che ci consentono di risolvere un problema. E qual è il problema? Il fatto che molte città nel mondo stanno investendo grandi quantità di denaro per il destination marketing. Città asiatiche arrivano a spendere anche 40-50 milioni di dollari per questa attività. Qual è il problema? Che spesso è un'attività che viene destinata soprattutto alla comunicazione e poche risorse in generale vengono destinate per fare effettivamente attività di destination, di place marketing, quindi far diventare effettivamente quello che si promette attraverso la comunicazione una vera realtà. Questa realtà si basa su 3 capisaldi, ovviamente il luogo e poi il luogo che ha la propria identità e che cerca di trasmetterla attraverso un'immagine e l'immagine soprattutto che viene percepita all'esterno. Da un problema quindi se ne innescano degli altri perché per far diventare questa promessa una realtà cosa bisogna fare? Bisogna pensare al territorio e di integrare tutte le sue risorse, i suoi beni e i suoi servizi, perché l'integrazione consente di caratterizzare quel luogo e quindi di proporlo come diverso, originale, se ci si riesce, rispetto agli altri. Da qui parte un processo di identità che avviene attraverso la necessità di stimolare le opportunità di relazioni per creare questa identità e quindi poi dal livello economico, di investimento, di attività tra tutti i diversi stakeholders di quel place, di quel territorio. Ci vuole poi la parte più aggregativa, quindi il coinvolgimento del pubblico e privato, le partnership, la diffusione di conoscenze e l'impegno anche morale della comunità verso il proprio marchio e quindi poi, forte di questi, è possibile trasmettere un'immagine e quindi crescere in distintività e riconoscibilità e quindi poi in competitività territoriale.
Inquadro brevemente gli studi che vengono fatti in questo ambito, perché poi ci serviranno per arrivare poi ai risultati rispetto a Verona. Cosa appunto ci dicono molti autori che affrontano questi temi? Che il place branding deve essere dinamico e questa dinamicità lo rende maggiormente efficace. I 3 capisaldi li abbiamo già affrontati, li abbiamo già sentiti oggi, sono la cultura, i valori del territorio, l'identità e l'immagine. Solitamente si immagina, si pensa che ci sia un percorso a senso unico. Abbiamo una cultura, quindi abbiamo un'identità e quindi gli altri percepiscono una certa, speriamo che percepiscano una certa identità. Oggi questo non è più vero, è un circuito continuo dove la stessa immagine che percepiscono gli altri va a influenzare la nostra identità e la nostra cultura. Ecco che quindi il brand di un luogo deve essere espressione sicuramente, quindi deve esprimere la cultura del luogo, deve impressionare, quindi lasciare delle impressioni presso gli altri, ma deve anche essere uno specchio, quindi le impressioni degli altri devono rispecchiarsi nel marchio stesso, quindi dobbiamo tener conto dell'opinione degli altri e poi diventare a sua volta riflesso, cioè il percepito fa cambiare anche la nostra identità, i valori si trasformano e questo aggiunge nuovi significati all'identità stessa che vogliamo trasmettere. Partendo da questo modello, molti studiosi hanno cercato di studiare appunto diverse città, di individuare le loro dimensioni, quali sono le dimensioni che caratterizzano appunto l'immagine. In questo word cloud ho cercato di scrivere tutte le diverse definizioni che vengono date, ma per stessa missione di questi studiosi ci sono diversi limiti. Il fatto che spesso vengono applicate a città famose, a grandi città. Al contrario, ad esempio, nel caso di Verona siamo una città di più piccole dimensioni che vuole magari raggiungere maggiore visibilità, ma non può essere al pari di grandi città. Sono tante le dimensioni che vengono fuori, tante perché ogni stakeholders la pensa in modo diverso. È ovvio che i turisti hanno di Verona delle percezioni diverse dai propri residenti. Molte dimensioni sono intangibili e diversi studi fanno fatica a cogliere l'aspetto dell'intangibilità. E poi c'è tutto un problema legato alla rilevazione, diciamo, statistica. Cioè molto spesso questi studi che vengono fatti per ammissione degli stessi studiosi soffrono di difficile affidabilità dei risultati e di trasferibilità quindi dei risultati in altri contesti. Ecco che da qui parte quindi l'apporto che l'università con le proprie competenze ha cercato per studiare in maniera diversa Verona. E vi assicuro proprio che il metodo che abbiamo applicato è la prima volta che viene applicato nell'ambito del turismo. È stato sviluppato per esempio nell'economia ambientale, ma nell'ambito del marketing è la prima volta proprio che è stato applicato. Mi concentro sul turismo, sull'analisi del turismo, anche se il questionario poi prevedeva altre parti che speriamo ci sono altre sedi per poterle presentare. Verona quindi si configura con dati che già ben conosciamo a fronte ovviamente di un processo di espansione del turismo mondiale che arriva a superare il 1 miliardo di arrivi ogni anno. Abbiamo soffermato l'attenzione su 4 mercati perché sono il primo, la Germania, il più rilevante per Verona. Gli altri 3 sono tra i più importanti paesi di destinazione di traffico turistico e sono in alcuni casi anche importanti per Verona. Complessivamente abbiamo intervistato più di 4.000 persone, quindi un buon numero di soggetti, con un questionario somministrato online. Era un questionario a risposte chiuse, molto strutturato, che prevedeva quindi 5 tipologie di domande sociodemografiche, l'attitudine a far turismo, il grado di conoscenza di Verona, anche una parte riferita alle relazioni di business. Oggi, per questioni di tempo, mi soffermo sulla parte quella più innovativa del questionario, come dicevo, quello di analizzare le percezioni. E per fare questo abbiamo utilizzato un esperimento a scelta discreta, cioè veniva sottoposto ai rispondenti delle ipotesi, degli ipotetici pacchetti turistici
e dalle scelte ripetute che i rispondenti erano chiamati a fare, noi abbiamo dedotto le percezioni di Verona. Vi faccio vedere, perché è un metodo molto complesso, vi faccio vedere quello che non è. Cioè non è il solito questionario. Solitamente se vi è capitato di rispondere a un questionario vi trovate di fronte a questo strumento, cioè vi chiedono, vi dicono delle affermazioni: Verona è elegante, Verona è tranquilla, Verona è inquinata, e voi dovete dire quanto siete d'accordo con questo. È un metodo semplice, consente di raccogliere tanti dati, ma ha molti problemi dentro di sé. Primo fra tutti, supponiamo siamo Mario Rossi rispetto a Verona elegante e tranquilla mi risponde così, Mario Bianchi mi risponde così. Tutti e due hanno, diciamo, lo stesso ordine, dicono che Verona è più tranquilla che elegante, per esempio. Il giudizio è positivo, ma sono effettivamente diversi o Paolo Rosso è solo più largo di manica rispetto a Mario Bianchi? Questa situazione non la possiamo risolvere, non la sappiamo. Primo difetto. Il secondo difetto è che non si usano mai gli elementi estremi. L'1 e il 7 solitamente non si usano. C'è poi un problema di desiderabilità sociale. Se noi chiediamo Verona inquinata, qui stiamo parlando di un elemento negativo. I rispondenti tendono a rispondere non tanto quello che pensano, ma quello che sperano che essere la risposta che l'intervistatore vorrebbe. C'è poi un problema culturale, noi che abbiamo scelto di indagare la Cina, che le popolazioni asiatiche tendono a collocarsi sempre nel mezzo e non esporsi mai rispetto alla scala di Likert. Quindi bisognava trovare un altro metodo. Allora si fanno appunto gli esperimenti a scelta discreta. Il limite di questo è che discreta, cioè si sceglie, si focalizza l'attenzione su un aspetto, però rispetto a quello si è in grado poi di ordinare e quindi effettivamente di estrapolare le vere percezioni. Nel nostro caso lo scenario che abbiamo limitato è quello di dire al rispondente immagina di dover trascorrere una giornata a Verona, quale pacchetto turistico preferisci? Problema, ecco, per configurare questi pacchetti turistici colgo l'occasione per farvi vedere uno dei primi risultati che durante il Joint Project abbiamo ottenuto, quello di una mappa concettuale. Cioè abbiamo prima fatto un'analisi esplorativa e abbiamo cercato quindi di vedere tutte le dimensioni di Verona. Ne sono venute fuori 7 e tutte queste dimensioni, vedete, sono state caratterizzate da un'enormità di item, che alcune positive, molte altre negative, quindi una grande differenziazione di percezioni che però sono state raccolte in dimensioni, in attributi diversi. Partendo da questo abbiamo quindi focalizzato l'attenzione del rispondente su 5 attributi della città: luogo, attività, esperienza, atmosfera e prezzo, e per ogni luogo gli abbiamo fatto delle proposte, ovviamente limitate, che vedete. Luogo, quindi il sito da visitare, l'attività, degustazione di vino e cibo tipici, visita guidata, una shopping card o piuttosto la partecipazione ad un evento, l'esperienza, le 4 esperienze di Pine e Gilmore, quelle attestate in letteratura, l'atmosfera che abbiamo dedotto dall'esploratoria e il prezzo. Questo è un set che veniva proposto al rispondente, come questi, con tutti quanti gli attributi combinati statisticamente in maniera diversa, è stato presentato per 12 volte e all'interno, vedete, 4 scelte, per 12 volte il rispondente doveva scegliere tra le 4 quella che preferiva. Queste ripetizioni successive consentono di cogliere, di estrapolare le percezioni in maniera ordinale. Qui abbiamo statistiche sociodemografiche solo per far vedere che è equilibrato rispetto a tutti gli aspetti, maschio e femmine, età e così via, e andiamo ai risultati. La prima analisi che si fa è quella di vedere gli attributi, quei 5 elementi, dimensioni che caratterizzano la città. Complessivamente il campione, vedete, è trainato da 2 elementi.
il prezzo e l'attività, quanto pago e cosa faccio praticamente. Questo nel complesso, però poi già attraverso dei confronti in subcampioni noi vediamo la differenziazione di percezione. Vediamo tra chi ha già visitato la città, circa un quarto del campione, rispetto a chi a Verona non c'è mai stato. Vedete che la valutazione, le percezioni cambiano. Scende il ruolo del prezzo e dell'attività, cominciano a averla visitata, quindi avere maggiore interesse rispetto a precisi luoghi, e salgono gli aspetti intangibili, l'atmosfera e l'esperienza che si vive. Differenziazioni ci sono anche rispetto ai mercati. Gli europei danno un peso molto consistente al prezzo. Al contrario, invece, i cinesi vogliono avere cose da fare, quindi le attività trainano il 40% della loro percezione. I russi, così come i cinesi, valorizzano chi c'è stato, che non c'è stato, l'aspetto intangibile dell'atmosfera e dell'esperienza che viene percepita. Andiamo adesso a vedere, vi ricordate per ogni attributo c'erano dei livelli e quindi abbiamo valutato la percezione attraverso questi livelli. Qui c'è la faccina per semplificare. Il modello prevede delle stime statistiche econometriche, quindi ci sarebbero un'enormità di numeri che noi abbiamo sintetizzato in questo modo. I tedeschi, il prezzo è molto importante, l'abbiamo visto, quindi si posizionano sulla legge della domanda, il prezzo più basso è meglio del prezzo più alto. Al tedesco piace il vino e il cibo tipico, e gli eventi, in particolare i tedeschi che hanno ripetuto la loro visita, è l'evento che traina, e quindi la novità, il continuo rinnovamento che traina la loro visita. Arena è l'attributo che più attira l'attenzione rispetto a Giulietta, che c'è una certa indifferenza. Infine vi rimarco l'attenzione sui 3 elementi intangibili, perché saranno un punto fermo per tutta l'analisi: divertimento, estetica e eleganza. Queste sono le percezioni dei tedeschi, ma che poi verranno confermate da tutti anche gli altri mercati. Vedete il Regno Unito, gli stessi. Il prezzo, c'è ovviamente una preferenza per il prezzo basso, un'indifferenza rispetto al prezzo intermedio. L'Arena rimane anche questo un punto fermo. Per gli inglesi la visita guidata, quindi la percezione culturale che c'è qualcosa da imparare, emerge come rilevante. Per i russi, vedete ancora l'aspetto intangibile che rimane inalterato, l'enogastronomia la fa ancora da padrone con i punteggi più alti, la shopping cart, quindi gli acquisti, rappresentano il secondo elemento percepito come positivo. L'Arena viene abbinata a Giulietta, quindi mentre gli altri la mettevano in indifferenza, il balcone di Giulietta assume per loro la stessa importanza. I cinesi, vedete, il luogo viene sottovalutato i luoghi da visitare, perché non ce n'è uno che compare come positivo preferito, c'è una certa indifferenza, però vogliono avere cose da fare. E l'enogastronomia veramente rappresenta un elemento di attrazione molto forte. La voglia di occidentalizzazione forse porta proprio a cogliere questi aspetti. Eleganza e divertimento ritornano come importanti nella scelta. Queste stime econometriche ci consentono anche di calcolare delle disponibilità a pagare, quindi di stimare attributo per attributo, livello per livello, quanto sarebbero disposti a pagare in più per avere quell'elemento, quel livello stesso. Quindi per ognuno, in questo caso, si pone un elemento come riferimento e poi si comparano gli altri. Se poniamo
a zero, diciamo, i balconi di Giulietta, quanto sono disposti a spendere di più per gli altri luoghi? Emerge solo l'Arena. Per chi ha già visitato Arena e Giulietta, i balconi di Giulietta sono paragonati uguali, chi non ha mai visitato è più incentivato ad andare all'Arena rispetto, quindi all'aspetto storico di Verona. La degustazione di vino e cibo tipico rappresenta l'elemento trainante. Vedete, gli altri vengono messi in subordine, con visita guidata un po' meno importante, diciamo, cioè un po' più importante seppur negativo per chi non ha visitato, e l'evento come elemento per ritornare a Verona. Rispetto a vivace, elegante e tranquilla, ritornano, vengono ancora confermati anche in termini di disponibilità a pagare. Estetica e divertimento, ancora una volta si è disposti a pagare per avere quell'elemento in più. Vediamo ora la differenziazione tra mercati. Vedete, l'Arena e Giulietta rappresentano particolari elementi di attrazione per i turisti europei. Ancora la degustazione del cibo viene messa in priorità rispetto a tutti gli altri, con forte disponibilità a pagare nei paesi da parte dei paesi più lontani. Vedete come l'evento è subordinato rispetto alla degustazione, ma un po' meno. E poi si conferma ancora quello che si diceva prima: eleganza, divertimento ed estetica. Allora, da qui ho cercato di, in questo cuore di To Be Verona, di connotare in maniera propositiva. Ci sono delle differenze, le percepiamo noi, no? Però lo scopo della mia ricerca era quello di far vedere invece quello da cui si può partire per costruire, quindi dare una proposta anche pratica. E quindi ho cercato qui di pensare a cosa si può mettere in questo cuore di identità di Verona. Sicuramente abbiamo visto l'Arena e io personalmente l'ho ricondotta a questo aspetto di storicità che può dare e di storia. La stessa storia è rappresentata attraverso il vino e il cibo tipico delle nostre terre che attraggono i turisti. Romeo e Giulietta come elementi che aiutano a creare unicità. Vi dico, abbiamo lasciato delle risposte libere, per esempio, per gli inglesi, e vi assicuro che gli inglesi, a differenza di quanto si possa pensare, ricollegano Verona più che al balcone di Giulietta alla storia dei due gentiluomini di Verona di Shakespeare. E quindi Shakespeare più che l'altro aspetto è gli eventi come elemento di coinvolgimento e di fedeltà dei visitatori. Mi sento con ragionevole certezza di proporre questi elementi di estetica e di eleganza e divertimento come elementi da valorizzare per un brand. La conoscenza attraverso le visite guidate è altrettanto emersa. Il prezzo come indicatore di qualità, perché abbiamo visto, adesso magari la spiegazione l'ho un po' trascurato, ma abbiamo visto come alcuni mercati non seguono la legge della domanda da un certo punto di vista. Il cinese dà maggiore importanza al prezzo dei 60 euro, quindi la qualità del territorio passa anche attraverso il prezzo che viene proposto e quindi ovviamente coerenza tra prezzo e servizio che viene offerto. Per arrivare quindi alle conclusioni e quindi poi l'attività che il Joint Project e la ricerca sta svolgendo è quello di studiare le altre percezioni degli altri stakeholders, i turisti italiani attraverso il questionario che c'è online sul sito To Be Verona, per i turisti, per business c'è un questionario online, l'idea anche magari di estendere ad altri paesi esteri. Oggi, nella giornata di oggi, c'è un punto dove i residenti, i cittadini possono lasciare la loro idea di Verona. Abbiamo preparato un questionario ad hoc proprio per loro e quindi vedere come dall'interno si vede la propria comunità. Si potrebbe anche cominciare a indagare le percezioni rispetto alle imprese, come le imprese percepiscono l'immagine e le istituzioni. Qui attraverso strumenti
come qui vi descrivo, specifici a tal riguardo. Il monitoraggio sarebbe utile e serve, però ovviamente costruire un osservatorio servono non solo energie ma soprattutto risorse, quindi qui la volontà c'è e bisogna trovare le risorse per portare avanti questa idea. Certo che tavoli di discussione più ristretti, di presentazione anche più specifica, se volete, dei risultati, si possono fare e secondo me sarebbero auspicabili proprio per far diventare un sapere condiviso quello che oggi è stato fatto con l'Assimp e con il Joint Project. I contenuti sono tanti e sono venuti fuori attraverso questa analisi. La curiosità che si può generare, perché molti che hanno risposto hanno detto non l'ho mai visitato, sono curioso di venirla a vedere, quindi questo aspetto curiosità è emerso. Bisogna generare fedeltà e far tornare a Verona, stante quanti flussi turistici partono nel mondo, ma non tutti ovviamente arrivano da noi. C'è una certa sensibilità al prezzo, l'abbiamo visto tra nella scelta, ma con grande differenziazione di percezione, che dipende dagli attributi, dai livelli, dai paesi, dal grado di esperienza. C'è una bassa consapevolezza rispetto agli attributi intangibili della città che dobbiamo far emergere, dobbiamo trasmettere. E quindi questa differenziazione da un certo punto ci conduce a creare, a ipotizzare una segmentazione anche della comunicazione, cioè cercare di raggiungere i maggiori target possibili, ma anche allo stesso tempo far sintonizzare tutti rispetto a un unico brand, sia verso all'esterno, ma soprattutto verso gli stakeholder interni, in modo che tutti siano sintonizzati verso delle stesse idee, degli stessi valori che attribuiscono al brand di Verona.